perché il tema del lavoro della crisi economica, per nostra sfortuna, non si esaurirà con le elezioni, perché se le elezioni decidessero anche che usciamo dalla crisi, credo che il clima in Italia sarebbe un po' più leggero. Quindi un partito come Italia dei Valori, che nasce da un leader, dal proprio leader, con mani pulite, e fa della legalità, della trasparenza, dell'onestà il tratto fondamentale, questo partito decide non di cambiare né pelle né origine, decide che la legalità anche in economia, anche per quanto riguarda i diritti del lavoro, è un tratto di distinzione con il centrodestra. E quindi il lavoro e l'economia e le soluzioni alla crisi sono un tratto identitario importante di Italia dei Valori. Io innanzitutto sono anche contento di essere a Portogallo, perché guardate che le cose che contano, importanti, poi dopo una volta che le abbiamo non le ricordiamo, però che ci sia una lista in questa piccola città con il simbolo Italia dei Valori e con candidati, quindi facce, visi, nomi di persone che presentano una lista e che si misurano con il territorio e le sue problematiche, significa che Italia dei Valori è diventato grande, cioè grande non come dimensione, grande, cresciuto, quindi è un partito che con l'ultimo congresso si propone seriamente di governare il Paese. Per governare il Paese bisogna saper governare il territorio, perché se non governi i fenomeni di cambiamento nel territorio è dimostrato che rischi di magari avere molti consensi per un certo periodo e poi di essere spazzato via dal fatto che non hai la proprietà delle televisioni, ad esempio. Quindi che Italia dei Valori, così come qui a Portogruaro, come in tutta Italia, sia riuscita in tutte le amministrazioni a farsi riconoscere e a mettere in campo una nuova classe dirigente, perché così si chiamano le persone che si propongono, persone cioè che rubano tempo, passione, voglia dalla propria famiglia, dal proprio lavoro, lo dedicano a un volere dire basta, siamo stufi di una situazione, vogliamo cominciare un'altra storia per noi, per il Paese, per il nostro territorio. Allora Italia dei Valori è un partito che visto che questa provincia ha grandi tradizioni, soprattutto questo territorio, grandi tradizioni agricole, è un partito che sta arando il terreno. Stiamo seminando, e stiamo seminando in Veneto proprio nel momento più delicato per il Veneto, perché la probabile, dicono i sondaggisti, facciamo finta di credergli, la probabile vittoria di un leghista a presidente della regione Veneto corrisponde all'inizio drammatico di un declino economico per questa regione. Cioè, per assurdo e per paradosso, proprio nel momento in cui chi dice di voler rappresentare un territorio, magari con forti identità come le zone mie, insomma, che dicono di appartenere alla valorizzazione del territorio, Roma, Ladrona, eccetera, eccetera, ecco, proprio nel momento in cui queste persone raggiungono gli apici della dirigenza di una regione, corrisponde ad una visione dell'economia e del lavoro miope che costringerà il Veneto a passaggi che non abbiamo mai visto, o meglio, che hanno visto i nostri padri e i nostri nonni in periodi terribili, e cioè quando le nuove generazioni se ne andavano. Quindi noi abbiamo il compito oggi di seminare con serietà e con rigore. Come si fa a seminare con serietà e con rigore? Si tratta di, prima di tutto, riconoscere la realtà per quella che è, non per come noi vorremmo che fosse. E quindi noi non siamo iscritti né al partito degli ottimisti, ma tantomeno al partito degli idioti, e cioè negare la realtà è una idiozia, bisogna riconoscerla per affrontarla. Poi dopo, in luoghi come questi, la cultura del lavoro, la cultura del fare impresa hanno permesso tante volte di reagire, e di reagire bene, e quindi di rispondere alla crisi. Quindi il primo atto che Italia dei Valori fa è quello di evitare
evitare approcci demagogici, evitare approcci ideologici al tema, ma è quello di andare in tutta Italia, paese per paese, azienda per azienda, territorio per territorio, per capire. E ovviamente, oltre alle cose dette da chi mi ha preceduto, come si può dire, abbiamo discusso con chi mi ha invitato cosa sta succedendo davvero, quali sono le imprese che stanno chiudendo, la panza, piuttosto che il residuo del tessile, cosa sta accadendo nel settore del turismo, piuttosto che nel settore agricolo e quant'altro. Cioè si prende in mano la concretezza delle cose che accadono per capirle, interpretarle e vedere come reagire. Ora, vorrei provare a dire quindi innanzitutto che l'Italia dei Valori credo che sia il partito più positivo di fronte alla crisi, proprio perché è un partito che dal 2008, da metà del 2008, ha cominciato a leggere ciò che stava accadendo. E quindi al Berlusconi di turno, piuttosto che Tremonti, poveretto, che dichiara 39.000 euro, ha bisogno di una sottoscrizione, che il sindaco di Portogruaro dovrà casi impiegati di Portogruaro, vedere la sottoscrizione è dato anche per Brunetta, che si diventa sindaco, ha detto che lui tiene lo stipendio di ministro, di parlamentare, di sindaco e anche la pensione netta di 3.000 euro, per quella è di bisogna dargliela, e quindi faremo delle sottoscrizioni per questi egregi signori. Però dicevo, se rubassero solo sulle loro tasche, in Italia più o meno il popolo italiano ha sempre avuto una filosofia di sopportazione. Il punto è che sulla crisi Berlusconi all'inizio, e anche Tremonti, disse è solo finanziaria, e poi è solo di quegli americani che sono esagerati, poi di quegli inglesi che capiscono un po' poco, è solo finanziaria nel 2008. Nel 2009 sì, e finanziaria riguarda anche il sistema bancario, ma noi abbiamo le banche sane, perché in Italia, voi sapete, una banca non fallisce perché interviene Banca d'Italia a impedire il fallimento. Quindi l'Italia, anche se subirà le conseguenze finanziarie, ma non sarà coinvolta. Adesso che la crisi arriva a mordere l'economia, perché non c'è famiglia anche qui che non ha un artigiano, un lavoratore, un piccolo imprenditore, un commerciante che non dichiari le difficoltà, e Berlusconi dice che la crisi, è vero, c'è stata, ma è superata. Ecco, di fronte a un governo che nega la crisi e che poi dichiara che essa è superata e mai per un minuto la affronta per quella che è un governo che crea dei danni irreparabili a un sistema, perché impedisce al sistema di attrezzarsi per reagire. Ovviamente capiamo i Berlusconi e i Berluschini di turno, perché c'è il Berlusconi e poi c'è l'imprenditore della panza, che anche lui si divertiva con panfili, escort, squadre di calcio, eccetera. Cioè, dopo ognuno ha la sua imitazione in brutta copia, però quando c'è grasso che cola c'erano come questi che si poteva divertire. Quando la crisi comincia a mordere, il danno che si crea al sistema è irreparabile. Quindi la prima critica che noi facciamo al governo non è quella solo di moralità, escort, trans, truffe, tangenti, che poi, diciamo così, poi vediamo su quello, è sicuramente uno degli elementi competitivi di un sistema, se funziona e se non ha la corruzione al suo interno. Ma oggi la critica maggiore che facciamo al governo è che non sta governando proprio il paese proprio nel momento in cui ha bisogno di un governo.